La nube, alta parecchie decine di metri, si è vista a molti chilometri di distanza nella bassa padovana e in Alto Polesine sabato 28 luglio intorno alle 17. Si è capito subito che si trattava di un incendio di ampie dimensioni. Le fiamme si sono sviluppate presso Nalin Ecoservizi, azienda che si occupa del trattamento di rifiuti speciali situata nella zona artigianale di Megliadino San Vitale. Solo in tarda notte 4 squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Este sono riuscite a mettere in sicurezza il capannone. Sul posto anche i carabinieri, i volontari della protezione civile che hanno provveduto a regolare il traffico lungo la provinciale 18, alcuni autotrasportatori locali che hanno rimosso i container pieni di rifiuti parcheggiati fuori dal magazzino e degli agricoltori che hanno messo a disposizione le loro pompe per far arrivare più acqua sul posto. Sono andati a fuoco ingenti quantitativi di carta riciclata, gomme e plastica stipati nel magazzino. Materiale nerastro, polverulento e untuoso che ha imbrattato prati, orti, alberi, case e animali di un'ampia zona comprendente anche i comuni di Casale di Scodosia e Merlara. L'ARPAV ha provveduto a raccogliere campioni da esaminare. I sindaci di questi comuni, per prevenire gravi pericoli per la salute dei cittadini, in attesa degli esiti degli accertamenti, hanno invitato la popolazione a non consumare frutta e verdura dell'orto e hanno vietato il pascolo di ogni specie di animale. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incendio, sarebbe da escludere la matrice dolosa. Il capannone era chiuso e il sistema di videosorveglianza non ha rilevato anomalie o presenze sospette. È più probabile un cortocircuito o un'autocombustione del materiale infiammabile, complici anche le alte temperature di questi giorni.